Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, non mi interessa il tecnicismo giuridico, io stasera vorrei proporvi due spezzoni di vita, di cronaca contemporanea. Il primo è il caso di Angelika Hutter, designer tedesca di 34 anni, che il 6 luglio 2023, guidando a folle velocità nel centro abitato di Santo Stefano di Cadore, provincia di Belluno, purtroppo travolse e uccise un'intera famiglia. Anzitutto, ahimè, un bambino di 2 anni, Mattia, suo padre Marco Antonello, 47 anni, e sua nonna Maria Grazia Zuin, 65 anni, e ferì anche la madre che poi se la cavò. L'avvocato di questa signora ha avanzato una richiesta di patteggiamento un mese fa. Notizia di oggi, il pubblico ministero ha quindi proposto un accordo di pena a 4 anni e 8 mesi che, citiamo dalle agenzie uscite, bilancia aggravanti e attenuanti del caso, oltre allo stato di salute mentale dell'indagata. Sì, perché Angelika Hutter, scusate, attualmente è in una struttura psichiatrica e non farà carcere. Bisognerà capire quali saranno le misure di custodia alternative, ma non farà carcere. Di nuovo sarà una cosa giustificata tecnicamente, ovviamente ci saranno diagnosi. Noi qui stiamo mettendo in fila dei fatti. La giudice preliminare Elisabetta Scalozzi ha accolto questa intesa tra accusa e difesa e appunto il prossimo 15 ottobre dovrà decidere dove sconterà la pena. Sicuramente non la sconterà in carcere, sicuramente sarà una pena inferiore ai 5 anni, ricordiamo, per aver falciato una famiglia, 3 persone, tra cui un bambino di 2 anni. Il protagonista della seconda scena è Matteo Salvini, all'epoca oggi ministro dei trasporti e vice premier del governo di centrodestra, all'epoca dei fatti ministro dell'interno. Matteo Salvini, che si presentò in una campagna elettorale con un'agenda programmatica, essendo leader anche allora della Lega. Tra le priorità di questa agenda c'era il contrasto all'immigrazione clandestina, c'era l'idea che l'Italia non dovesse più essere un campo profughi di un continente intero che apriva le porte a chiunque. C'era l'idea che tra i diritti e probabilmente anche i doveri di uno Stato-nazione c'è la tutela, la gestione, la sovranità sui propri confini. E al governo si regolò esattamente di conseguenza, applicò questa agenda politica che aveva ottenuto un rilevante consenso degli elettori. Per aver fatto questo, come sapete tutti, Matteo Salvini ha processo per sequestro di persona. Il PM di Palermo, mentre il PM di Catania aveva archiviato il caso in nome del principio liberale per eccellenza della separazione dei poteri, il PM di Palermo, come sapete di nuovo tutti, ha chiesto 6 anni. Ora il 18 ottobre ci sarà la ringa della difesa, poi vedremo la sentenza. Comunque ad oggi ci sono queste due fotografie, ripeto, al di là della tecnica, delle perizie, degli incartamenti. Una persona che ha cancellato una famiglia, compreso un bambino di 2 anni, farà meno di 5 anni e non in carcere. Un politico che ha applicato una linea politica, peraltro una linea politica che ormai stanno applicando tutti i governanti europei, siano essi di destra o di sinistra, ultimamente a stringere più le viti del controllo dell'immigrazione sono per esempio Scholz in Germania, lo è da tempo Macron col confine italiano, insomma applicò una linea politica
rischia 6 anni di carcere. Se non vi sembra una contemporaneità impazzita, a me sembra una contemporaneità impazzita. Grazie a tutti, a domattina.